Buongiorno, siamo con Giuseppe Pan, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, e con Marco Dolfin, che è consigliere regionale della Lega ed è di Chioggia. Occasione importante, Pan, questa, per parlare di un argomento che conosce bene, che è quello dell'agricoltura, della pesca. Sì, io penso che sia giusto che ogni tanto tutti quanti ci ritroviamo, ci fermiamo per fare il punto della situazione. È un momento in cui la nostra pesca professionale, in particolare quella del nostro litorale veneto, ma anche quella dell'Adriatico, è messa in discussione da normative europee che purtroppo noi sappiamo bene colgono sempre la parte più critica del settore, ponendo delle limitazioni importanti. Noi diciamo che per noi veneti la pesca è importante, vale 1 miliardo di PLV, ci sono 652 imbarcazioni di pesca professionale, ma ci sono migliaia di addetti ai lavori che dobbiamo difendere, ci sono famiglie, imprenditori, armatori che meritano il nostro sostegno. Noi come Lega, come Consiglio regionale siamo qui oggi a partecipare, ma anche a dire la nostra e battere forti i pugni sul tavolo e far capire chi è un'Europa che prima di votare qualsiasi disposizione deve passare attraverso di noi. Parlavo prima con l'onorevole Conte, diceva che proprio oggi si comincia a discutere per un prolungamento del fermo pesca, che sarebbe pericolosissimo per le nostre marinerie. È un prolungamento deleterio, in quanto già i nostri armatori e le nostre barche si fermano tanti giorni, prolungando questo fermo pesca in base a quello che è la cosiddetta sostenibilità ambientale, fa sì che sparisca quella che per noi riteniamo importante, che è la sostenibilità economica e sociale, cioè mantenere i posti di lavoro, mantenere l'economia, ma allo stesso tempo ricordiamo a tutti che i primi difensori dell'ambiente e soprattutto di quello marino sono i nostri pescatori, e quindi basta dare dei criminali ambientali ai nostri pescatori, ma cerchiamo di trovare delle soluzioni tecniche possibili, difendendo gli stock istici, ma allo stesso tempo difendendo l'occupazione. Grazie della disponibilità. Marco, da Chioggiotto a Chioggia, oggi è un'occasione per la marineria di Chioggia di presentarsi. Io penso che solo a Chioggia, diciamo così, poteva proprio partire il tutto, ecco, l'inizio degli Stati Generali, che è, diciamo così, il King of the Day, ma in realtà poi dopo si svilupperà in primavera del 2022, anno nuovo, e dunque la possibilità in maniera itinerante di poter discutere nella realtà appunto veneta, tra Porto Tolle, Chioggia, Caorle e Venezia, appunto parlare di pesca e parlare appunto di acquacoltura, che sono le specificità, le peculiarità del nostro territorio. Te lo dico tutte le volte, mi fai un'invidia quando dici Chioggia, che è difficile. Chioggia è difficile da una parte, diciamo così, ma in realtà no, per tutta una serie di aspetti non certamente, diciamo così, negativi. È un folklore, la storia, la nostra cultura, e dunque la pesca è qualcosa di importantissimo a livello non solo locale, ma a livello proprio nazionale e internazionale. È parte del PIL, diciamo così, della nostra nazione. È un po' la vita di questa terra. È la vita, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra storia, e dunque non possiamo certamente con colpo di spugna pensare di cancellarla per qualche imposizione europea che ci dice dovete far così. Ok, bene la transizione ecologica, ma dall'altra parte, come ha detto appunto il capogruppo Pan, ha detto giustamente la sostenibilità va a braccetto con l'aspetto sociale ed economico, che deve essere per forza di cose tutelato. Grazie Marco, grazie Pan e buon lavoro.